Massimo Mariotti, prima vittoria in campionato del Circolo Pattinatori contro Follonica, vittoria entusiasmante e ti sei entusiasmato? No, che c'entra? Anche nella presentazione della gara ho detto che giocavamo contro Davide contro Golia. Siamo riusciti a scartare la Golia, ma il Follonica resta una grandissima squadra, una squadra che mira a obiettivi importanti, ha già vinto la Supercoppa italiana con merito. Queste sono partite particolari, noi l'abbiamo preparata bene e credo che abbiamo disputato una gara sia tecnicamente e sia di cuore in maniera importante. Il Follonica sotto 4-1 ha avuto la forza, poi il 4-3 è venuto per sfortuna, diciamo, è battuta la palla a Gabriel Cairo sulla riga di porta, 4-3, è chiaro che poi manca 5 minuti e la partita contro questa gente diventa difficile, però insomma raggiungere la prima vittoria, essere ancora imbattuti in campionato, credo che i meriti dei giocatori sono enormi. Sì, il merito di un primo tempo che ha visto il Grosseto prendere di sorpresa sicuramente il Follonica. I gol sono arrivati dai giocatori più esperti, ma i giovani hanno veramente di sorpresa la squadra follonichese. Quindi sei ancora imbattuto in campionato, direi che dopo 4 giornate è un bel viatico per questo campionato. Ma sai, io ormai sono un allenatore in fase discendente e di conseguenza magari è stato anche un po' di fortuna. Diciamo che da quando abbiamo iniziato, fra amichevoli e campionato, siamo una squadra che mira a mantenere la categoria e con il risultato di stasera abbiamo fatto qualcosa di importante, riprendendo forse i 2 punti che potevamo gestire meglio a Montebello. Questo è un risultato per noi fondamentale e importante perché ci dà più tranquillità per affrontare le prossime gare, ci dovrebbe dare più autostima in un percorso di crescita dove, come hai detto te, i giocatori più esperti hanno fatto gol, ma è importante anche l'apporto di quelli più giovani che devono crescere, specialmente dal punto di vista a volte delle cose semplici, delle letture di partita e dei passaggi, nella tecnica di passaggio, che la tecnica individuale farà sempre la differenza nello sport. Poi è chiaro che oggi l'hockey è diventato uno sport prettamente fisico, ma chi ha tecnica e è allenato bene emerge. Pablo Saavedra l'anno scorso non avrebbe mai giocato i minutaggi che sta giocando questa stagione, perché si sta allenando in una certa maniera grazie anche al preparatore Simone Zanobi. Allora, godetevi la vittoria per stasera in questa lunga stagione, complimenti e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi.